171,5 milioni di euro. Questo è il passivo della sanità veneta registrato alla fine del 2014. Un passivo che aumenta di quasi 10 milioni rispetto alla fine dell'anno precedente, ma che non annovera tra le sue cause i bilanci delle ASL del nostro territorio. L'ULSS 3 di Bassano infatti ha chiuso in positivo il suo rendiconto facendo registrare un avanzo di oltre mezzo milione di euro, somma inferiore però al 2013 quando l'attivo era stato di 7 milioni e 300 mila euro. Segno più anche per l'ASL 15 Alta Padovana. Qui si registra un più 2,57 milioni di euro, cifra dimezzata però rispetto ai 5 milioni del 2013, ma pur sempre positiva. Maglia nera della sanità veneta, l'ULSS 12 di Venezia, che fa registrare un buco di oltre 68 milioni di euro, dovuto in buona parte alla realizzazione dell'ospedale in project financing. Se nel complesso guardiamo il percorso fatto, è stato il commento dell'assessore alla sanità Luca Coletto, c'è stato comunque un miglioramento in questi anni. Ora l'obiettivo futuro è quello di diventare sempre più attrattivi nei confronti delle altre regioni e non solo del Veneto.